La Sardegna fino al 19 agosto sarà al centro dell'Esposizione Universale 2017 dedicata all'energia futura che si sta svolgendo ad Astana, capitale del Kazakistan. Per una settimana l'isola sarà protagonista nella Sala delle Regioni all'interno del Padiglione Italia. Per l'occasione la Sardegna Film Commission ha predisposto dei video illustrativi sulla realtà sarda. Le esperienze sarde nel campo della green economy inoltre saranno mostrate ai visitatori attraverso 4 totem audiovisivi interattivi. Tra i punti di forza della presenza sarda in Kazakistan, Sardo Nest, la culla vivente e di tessuti vissuti realizzata da Daniela Ducato. Ma uno degli obiettivi della delegazione sarda, guidata dall'assessora al turismo Barbara Argiolas, è quello di far entrare gli abitanti del Kazakistan, ex Repubblica Sovietica ricchissima di gas, tra i visitatori dell'isola. In questo senso sono andati gli incontri dell'assessora Argiolas con i tour operator e le agenzie di viaggio. La Sardegna è conosciuta in Kazakistan, ma i numeri sono ancora di nicchia e concentrati soprattutto sul balneare e ricettività di lusso, ha sottolineato l'esponente della giunta Pigliaru. L'obiettivo è crescere, gli operatori locali hanno manifestato grande interesse per i temi legati alla longevità, alla qualità della vita, all'archeologia e all'impostazione sostenibile della nostra offerta turistica.